Allora, noi per non mettere in atmosfera 1 tonnellata di CO2 paghiamo circa 400 euro di investimenti nelle rinnovabili. Loro pagano i crediti verdi 4 euro a tonnellata, la inventano 4 euro. Si capisce subito che se produciamo questo microfono qua, il tedesco gli costa di meno che produrlo in Italia. Siccome sono bravi a farlo come noi, loro lo vendono e noi no. Allora, costo eccessivo dell'energia, il costo del lavoro che è molto elevato, ma anche qua parliamoci con un minimo di chiarezza. Il cuneo fiscale non è mica una cosa che viene presa e buttata a mare, è il costo della cassa integrazione, è il costo di una serie di sistemi di ammortizzatori che sono caricati sul lavoro. Non è che quando si dice tagliamo il cuneo fiscale bisogna capirsi anche cosa significa. Io sono molto d'accordo, sto lavorando in questa direzione, ma non pensiamo che sia uno scherzo della natura. Abbiamo il costo fiscale, arriva uno dalla luna e si porta via il cuneo fiscale. Non è mica così. Il cuneo fiscale va a pagare attività che poi rivendichiamo all'interno del sistema complessivo del nostro paese, no? 90.000 sono i lavoratori, è un numero impressionante, in cassa integrazione speciale. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente quelle attività non ripartiranno più. Un lavoratore di irlandese, eccetera, si sognerebbe di prendere lo stipendio che prende un lavoratore in Italia. Attenzione, non diciamo cose inesatte, perché da noi i sindacati hanno svolto la loro funzione con grande efficacia e è stato difeso in modo importante il reddito del lavoratore dipendente. Da discutere invece il reddito di quella parte del mondo che è un po' dietro alla regolarizzazione del lavoro e che invece fatica o è disoccupato o fatica a entrarvi. Lì è più complicato il ragionamento, ma il costo del lavoro complessivamente è eccessivo, ci penalizza nella concorrenza internazionale. Abbiamo difficoltà ad accedere al credito e il costo del denaro è elevato e abbiamo una burocrazia che indubbiamente è una burocrazia molto complicata. Voi vi renderete conto che ogni volta che si parla di semplificare e di rendere più semplice il sistema burocratico italiano non ce n'è uno che dice di no e poi non si riesce mai a fare. Come mai? Perché forse non ci rappresentiamo nel modo più corretto possibile la situazione. Elenchiamo un sintomo ma non abbiamo compreso bene la diagnosi, cioè capito come si collega la malattia al sintomo. E spesso non individuiamo mai una terapia perché alcune complessità burocratiche le vogliamo noi stessi. Faccio un esempio pratico: quando c'è un'azienda che ha un impatto ambientale importante, prima l'ultimo intervento ha toccato questa cosa, io sono come dire, per ragionare con quell'approccio un po' globale, interviene un soggetto che dice un attimo, per fare questo tipo di impianto devi garantirmi nelle emissioni in aria, nelle emissioni in acqua, in quello che succede poi nel terreno dove impianti la tua azienda, condizioni tali per cui non ci sia un aggravio della qualità dell'ambiente. Iniziano meccanismi di controllo, è burocrazia o cos'è? Delle volte mi pare, in Spagna in 15 giorni danno l'autorizzazione a fare un'azienda chimica. Mi piacerebbe andare a vedere come fanno. Uno scarica quello che vuole in mare, nelle acque fluviali, butta in atmosfera quello che vuole. Mi pare strano, vengono descritte le cose in un modo talmente semplicistico che poi sembra sempre quasi che ci sia uno spirito maligno che ci impedisce di risolvere i problemi. Allora, i problemi secondo me vanno smontati un pezzo alla volta, capiti, e poi bisogna trovare soluzioni concrete, non enunciati in modo panico, cioè tutto che poi ci sommerge e non si riesce mai ad affrontare le questioni. Di nuovo burocrazia, un comune, qua ci sono parecchi sindaci, anch'io mi sento molto sindaco perché mi sono applicato a trovare le soluzioni, mi piace la terapia, non mi interessa più la diagnosi, mi sono stufato di diagnosi, parliamo di soluzioni e quindi mi sento molto sindaco, addirittura se dicono sindaco io mi giro, penso che mi stiano chiamando, quando dicono ministro guardo in giro, dico dove sei il ministro? E poi mi rendo conto che sto passando questa fase della mia vita in questa situazione. Dobbiamo passare alle terapie, ragionare sulle soluzioni,
vedere come è possibile che un insieme di dati negativi possano trovare risposte positive. Allora ve ne dico una sul costo dell'energia. Tanto abbiamo tolto dalla bolletta 600 milioni. Come? Punto 1, tolto il contributo ai CIP 6. Perché nel 92, dico 21 anni fa, è stata fatta una legge che dava un contributo alle energie rinnovabili e assimilate alle rinnovabili. Queste assimilate alle rinnovabili, che non erano rinnovabili, sono state assistite per 21 anni. Quest'anno l'abbiamo tolta, non si dà più questo sovracontributo. L'altra cosa, abbiamo tolto un altro contributo, anche qua con difficoltà, perché quando togli i soldi in qualche posto qualcuno ci rimette, non è che festeggiano tutti, qualcuno ci rimette l'olio di palma, perché noi importiamo olio di palma, che è un componente con cui si fa anche la Nutella, è una specie di gelatina, si scalda, si mette in un motore diesel, il motore diesel gira e fa funzionare un alternatore. Produciamo energia elettrica così, quanto? Quasi 1 gigawatt. Non è poco, quindi è il 2% della produzione nazionale. Lo super incentiviamo, raccontando al mondo che in questo modo, siccome viene fatto dal vegetale, è sempre energia rinnovabile. Sì, costa una montagna di soldi, altri 300 milioni, 300 più 300 li abbiamo tolti. E adesso una proposta che spero vada in porto, perché ci sono anche, devo dire la verità, delle difficoltà, è questa. Questi 12 miliardi che paghiamo sulle rinnovabili finiranno nel 2031, perché lì va giù, non abbiamo pagato l'investimento. Senza toccare nulla a chi ha fatto questi investimenti, continuando a dare i loro contributi, a me piacerebbe che venissero emessi dei bond, servono ad abbassare di 3 miliardi il costo dell'energia, è significativo, un 7-8% in meno del costo dell'energia, un po' va in tasca alle famiglie, 600 milioni, un po' va in tasca alle aziende che pagano il grosso, 2 miliardi e 4, e questo abbassamento significherà che continuiamo a pagare sul costo dell'energia questi 3 miliardi che ci anticipiamo adesso dal 2031 al 2041. I comuni lo fanno sempre, quando hanno un mutuo troppo elevato, devono pagarlo 10-12 anni, dicono non ce la faccio, proviamo a spalmarlo in 20. È più o meno la stessa idea. Questa è una soluzione, spero che venga accettata e dovrebbe dare una spinta. Cuneo fiscale, anche qua, mettiamoci d'accordo, IVA, IMU, cuneo fiscale e cassa integrazione complessivamente sono 4 e 2 miliardi, 14 miliardi. Dobbiamo decidere dove li vogliamo mettere. Io personalmente sono per metterli quando si alleggerisce un'automobile, preferisce alleggerire la carrozzeria o le parti rotanti. Nelle parti rotanti, siccome ci sono tutta una serie di meccanismi inerziali che vanno superati, ottieni, alleggerendo quelle parti là, un risultato molto più efficace e più efficiente. Decidiamo insieme dove mettere la parte di soldi che abbiamo, perché tutto il fabbisogno non siamo in grado di coprire. Quindi dobbiamo andare a vedere dove. Per esempio, ve ne dico una che ho provato a proporre, ma tanto complicata, perché anche adesso ci arrivo, la situazione politica è una situazione politica intricata. Invece di tagliare 4 miliardi di IVA, tagliamone 2 miliardi e mezzo, resta un terzo di IVA, portiamola sulle case di lusso e sotto no, il 1,5 miliardi, 1 miliardo l'aumento di taglio del cuneo fiscale e mezzo sulla cassa integrazione. Non sarebbe una cosa più ragionevole? Certo, qualcuno ci rimette qualcosa, perché il 1,5 miliardi lo devono tirare fuori una parte dei proprietari di casa che hanno case di particolare pregio, e lo so, ma non si riesce a moltiplicare come nel miracolo famoso, non si riescono a moltiplicare i pani e i pesci. Quelli sono, si parte con quelli e bisogna distribuirli nel modo più logico, e questa è un po' la situazione del nostro paese. Vi dico ancora 2 cose. La prima sulla situazione politica, molto semplice, ma l'avete anche già detta voi, e la seconda invece riguarda le cose che abbiamo fatto, ve le elenco rapidamente, e quelle che sono in cantiere e che vanno un po' nella direzione delle cose che vi ho detto. Allora, senza stabilità non si può fare niente, ma non si può fare niente in nessun posto,
perché di nuovo parliamo da amministratori, ma anche il presidente di un'associazione. Non è che quando ho riunito il consiglio della mia associazione ho deciso una cosa, facciamo una campagna di informazione presso gli artigiani spiegando come funziona una legge. Lo decido e tutti vanno a dormire. Qualcuno deve continuare a seguire la cosa, vedere come si fa, il dépliant, come si scrive, le riunioni, ricordarsi che ci sono dei passaggi pratici che vanno attivati, fare le telefonate. La continuità da decisione a fatto che attua la decisione è un elemento fondamentale, e se c'è sempre questo stop and go è evidente che decidi una cosa poi non ti va avanti. Ogni volta che noi decretiamo, il decreto ha un'efficacia immediata, spesso però prevede dei regolamenti applicativi, perché altrimenti sarebbe un decreto monstrum e non finisce mai. Contemporaneamente il decreto va alle Camere e in 60 giorni queste lo devono trasformare. Se le Camere non trasformano il decreto è come non averlo fatto e si torna al punto zero. E quindi la stabilità è un fatto fondamentale, ma è fondamentale anche per altri due motivi. Intanto, scusate, se io entro al ministero e il dirigente mi guarda e dice questo fra una settimana non c'è più, secondo voi quando gli dico bisogna fare una cosa, prova a farlo? Qualcuno sì, molti no. Se questo qua figuriamo se è qua provvisorio, fra poco va via, è come no. E questo è un aspetto di funzionamento. L'altro aspetto invece è di credibilità. I mercati credono a un governo che non si sa se resiste o non resiste quando si impegna a fare una cosa che potrebbe favorire un'attività produttiva, un investimento. Cioè sì, lo dicono, ma tanto vanno via. Quindi credibilità dei mercati, credibilità presso i partner internazionali, che quando vai là e gli dici noi faremo questa politica, loro che hanno letto i nostri giornali dicono sì, figuriamoci. Pensate anche al povero Letta, Enrico, che è negli Stati Uniti e annuncia una serie di misure e contemporaneamente nel paese si dimettono i parlamentari. Dimissioni che poi sono rientrate perché vabbè, insomma, ma che credibilità, quindi la stabilità, il fatto di dire ci sono e per un pezzo sai che sono il tuo interlocutore e sai che se dico una cosa quella è perché la farò, è un elemento fondamentale, ma lo capisce anche un padre di famiglia, insomma vale anche a casa, vale in ogni ambiente. Non puoi decidere una cosa se sai credibilmente, in modo convinto, se gli altri che ti osservano sanno che tanto non sei tu che poi continuerà nel governo del paese. E quindi è un fatto fondamentale. Lo si vede anche immediatamente nei mercati e nella borsa, no? Quando c'è un momento di instabilità la borsa si deprime, lo spread si alza, cioè la gente, gli investitori, gli risparmiatori non credono al sistema paese. Quando c'è la stabilità invece questi dati, ed è il dato che ha consentito alla Germania di uscire dalla crisi, perché hanno detto delle cose, le hanno fatte, guardate, hanno speso cifre colossali per riunificarsi, però l'investitore tedesco sapeva che detta una cosa si sarebbe fatta e quindi ha fatto i suoi conti e alla fine è stato un successo per loro. E questo è un aspetto. Le cose fatte, e qui non abbiamo fatto un buon lavoro informativo e devo dire la verità, c'è uno sforzo che dobbiamo fare anche noi come governo per comunicarle, perché abbiamo fatto tante cose che non si conoscono. Intanto, prima cosa che sembra una sciocchezza, abbiamo attivato il pagamento del debito scaduto della pubblica amministrazione. Spiego perché non veniva pagato. Intanto non viene raccontato nelle TV come se ci fossero là i soldi e non li prendiamo e non andiamo a pagare. I soldi per le pubbliche amministrazioni devono farseli prestare per poter pagare, sono soldi a credito, non sono soldi che esistono.